Mauro Cossettini, allenatore del Cerlins Muzzane Under 17, al termine del match pareggiato 3-3 contro il Piacenza, gara valevole per la prima giornata del triangolare di semifinale della fase nazionale. Mister, che partita, raccontaci un po', insomma, le emozioni, è stata una giornata veramente da altalena. È stata una partita per gli spettatori, penso, molto emozionante. Per noi che l'abbiamo vissuta dal campo è stata veramente vissuta con tante emozioni, però con la consapevolezza di sapere di aver fatto molto bene. Abbiamo fatto una gran gara. Diciamo che il primo tempo abbiamo mangiato veramente due gol incredibili che si poteva finire sicuramente in vantaggio il primo tempo, però insomma dai, abbiamo giocato contro una squadra mica da poco, giocato contro un Piacenza, contro una squadra che avete visto anche fisicamente molto ben formata, determinata, e quindi diciamo che questa partita ci lascia un buon segnale per la prossima che dovremo andare a Cagliari. Io veramente mi rallegro veramente forte con i ragazzi per il percorso che hanno fatto fin d'ora, perché nulla è di scontato e oggi hanno dato prova di essere veramente quadrati, di giocare a calcio. È stata una partita veramente di mille emozioni, di mille episodi, di altissima intensità contro due squadre che io penso che era fuori, veramente si è divertito a vedere. C'è un 3-3 veramente vissuto, ecco, vissuto in tutti i suoi aspetti. Però ecco, ribadisco ancora che mi congratulo con i miei ragazzi per l'abnegazione, la consapevolezza di quello che stanno facendo, perché se non avessero la consapevolezza del lavoro che stiamo facendo ogni giorno non avremmo questo risultato qua. Quindi il risultato è solamente opera di un grandissimo lavoro che tutti quanti assieme stiamo facendo. Qua non c'è il mister, gli attori in campo sono loro. Quindi c'è il mister, c'è il massaggiatore, c'è il fisioterapista, c'è mister Geremia che mi sta dando una mano, visto che gli under 16 hanno finito il campionato e quindi stiamo collaborando in una sintonia incredibile. Abbiamo il direttore che ci dà di tutto di più per poter portare al meglio queste prestazioni, gare, allenandoci bene. Abbiamo il presidente che è molto vicino a noi, non voglio dimenticare nessuno, e quindi niente, da martedì si riparte in bomba a 3000 all'ora perché noi a Cagliari dobbiamo andare a vincere, basta. Ecco, a proposito di questa partita contro la Ferrini, le chiedo se sa già qualcosa, ha già studiato insomma questa In squadra. settimana, in settimana noi siamo abituati tutto il campionato a fare questo, di partita in partita andiamo a preparare, ma non è fatto nemmeno preparare la gara, noi dobbiamo preparare noi stessi per come giochiamo noi, non è che noi dobbiamo adattarci agli altri. Diciamo che oggi noi abbiamo fatto un grandissimo lavoro anche tattico su tutte le palle loro. Mi spiace quel gol su quella palla lunga perché sapevamo che questo numero 2 metteva palla fino dentro e lì c'è stato un momentino di, tra virgolette, sono un po' addormentati, dai, mettiamola così, però insomma con questo caldo, con queste partite ad alta intensità che durante il campionato sicuramente non sei abituato a fare, ok? E ora è chiaro che ogni partita è una partita di questi livelli qua e quindi o ci sei con la testa, e quindi questo è un valore aggiunto a questi ragazzi qua perché significa che mentalmente sono cresciuti tanto. Io sono uno che non li lascio un centimetro, non li lascio nemmeno respirare, so di essere un martello, so di essere un rompiballe, però alla fine loro porteranno a casa sicuramente qualcosa. Grazie mister. A voi, grazie, e io ribadisco sempre ancora, grazie a voi per quello che fate per i giovani, nessun altro l'ha fatto, fin d'ora non ho visto nessun organo stampa mettere in evidenza quello che fanno i campionati giovanili in regione, quindi grazie a voi per quello che fate, bravi.